scopo di questo video, voluto fortemente dal comitato regionale, è quello di dare delle indicazioni su come in modo razionale e corretto bisogna svolgere il riscaldamento pre-gara. Dobbiamo tener conto che l'importante è l'aumento della temperatura corporea e a seconda degli spazi che noi abbiamo a disposizione dobbiamo modificare i vari esercizi. Gli esercizi di stretching vanno alternati agli esercizi dinamici. Per esempio, possiamo sfruttare lo spazio degli spogliatoi ben riscaldati per fare esercizi di stretching, in alternanza ad esercizi dinamici che possono essere invece svolti all'interno del terreno di gioco. Lo stretching. Gli esercizi dello stretching consentono un progressivo miglioramento dell'estensibilità muscolare, permettendo la massima escursione articolare unita ad un efficace rilassamento delle parti sollecitate. L'effetto di questi esercizi giunge immediato sia nella prevenzione che nella cura di disturbi di interesse traumatologico come le tendiniti, le borsiti, le talloniti, le periostiti e le miositi, sia quale aiuto al fine di raggiungere la migliore armonia nel movimento e nella postura. La posizione può essere raggiunta utilizzando una tecnica costituita dal rilassamento continuo e progressivo della muscolatura per giungere al punto di massima escursione senza avvertire alcun dolore. Nei primi 10 secondi dell'esercizio si raggiunge la minima tensione. In seguito si compie un ulteriore allungamento muscolare per giungere ad una tensione maggiore e vi si permane per circa 20 secondi. Risulta essenziale riuscire a concentrare l'attenzione sul muscolo che si deve allungare. Nell'esecuzione degli esercizi la respirazione non deve subire sostanziali variazioni. È consigliabile, infatti, che essa sia mantenuta lenta e profonda, ponendo particolare cura nell'insistere sul controllo del tempo respiratorio. I molleggi vanno evitati perché impediscono l'estensibilità, inducendo nei muscoli interessati delle reazioni contrattili non richieste. Nel caso di una sollecitazione troppo intensa, si ha una reazione riflessa che produce effetti contrari a quelli desiderati, come ad esempio il cosiddetto riflesso da stiramento. Il dolore provocato dalla stimolazione di questi recettori ci avverte di una tecnica di esecuzione non corretta. Il ritorno alla posizione iniziale va effettuato in modo graduale. Il riscaldamento ha il compito di elevare la temperatura corporea e favorire l'ampiezza delle escursioni articolari, contribuendo al potenziamento e al perfezionamento delle funzioni del sistema nervoso centrale. Agisce su 4 componenti fondamentali. La muscolatura. I vari esercizi ginnici devono essere proposti con intensità progressiva e difficoltà crescente, la cui esecuzione dei movimenti deve essere variata e proposta da entrambi i lati del corpo e deve interessare almeno la metà della muscolatura. In fase di esecuzione si richiedono sollecitazioni aggiuntive, combinate con altri esercizi che stimolano gli organi di equilibrio. L'impianto nervoso. Le qualità psichiche e neuromuscolari vengono sollecitate a rendere di più. Capacità organiche. Queste capacità sono esaltate a causa della maggiore attività del cuore e dei polmoni. Nel riscaldamento, i livelli di attività che si raggiungono rispecchiano la reale funzionalità ottimale dei vari apparati. Dinamiche psicologiche. Nel riscaldamento eseguito in maniera corretta, l'arbitro potrà ritrovare la sua concentrazione e riflettere sull'esito della conduzione della gara. Il riscaldamento pre-gara prevede esercizi in forma dinamica, alternati ad esercizi statici, ovvero lo stretching. Iniziamo con 10 minuti di corsa a ritmo blando, più stretching. Continuiamo con corsa calciata dietro lenta e rapida con flessione della gamba e della coscia. Dalla stazione eretta, per mobilizzare l'articolazione scapolo-omerale, portare in torsione il busto, modificando l'appoggio della mano alla parete, in posizione alta e bassa. Spingere in basso dietro il gomito fino ad avvertire la tensione sulla spalla dell'arto piegato. Circonduzione del capo in senso orario e antiorario.
Arti superiori piegati dietro la nuca, spingere in basso dietro i gomiti in forma alternata. Arti inferiori divaricati e circonduzione del bacino in senso orario e antiorario. Arti inferiori divaricati, flessione laterale del busto portando una mano al fianco e una sul prolungamento della spalla per aumentare il carico. Avvertire la tensione nella parte laterale del busto. In stazione eretta, sollevare un arto inferiore teso in appoggio su un sostegno, posto all'altezza dell'anca. Piede in flessione dorsale. Flettere il busto in avanti, avvertire la tensione nella zona posteriore dell'arto sollevato. Fronte alla parete, una mano in appoggio alla ricerca del migliore equilibrio. Flettere dietro un arto inferiore, impugnare la caviglia con la mano omolaterale e avvicinare il tallone al gluteo corrispondente. Avvertire la tensione nella zona tibiale anteriore e nel quadricipite femorale. Arti inferiori incrociati semipiegati. Flettere in avanti il busto fino ad avvertire la tensione sulla muscolatura posteriore degli arti inferiori. Arti inferiori divaricati. Piegare un arto portando il ginocchio avanti, mantenendo la pianta del piede dell'altro arto teso proteso in fuori, in appoggio al suolo. Avvertire la tensione sulla parte interna di questo arto. Arto inferiore piegato in avanti, piede perpendicolare al ginocchio, l'altro arto inferiore in estensione dietro. Avvicinare il tallone al suolo, busto in linea. Avvertire la tensione nella parte posteriore dell'arto e in estensione dietro. Dalla stazione eretta, portare un arto inferiore in appoggio dietro ed eseguire estensioni forzate del piede. Seduto, piegare gli arti inferiori portando le ginocchia in fuori. Impugnare le caviglie con piante dei piedi a contatto. I gomiti spingono le ginocchia fuori basso. Avvertire la tensione nella parte interna delle cosce e della muscolatura coxo-femorale. Stazione seduta. Un arto inferiore teso avanti con il piede in flessione dorsale, l'altro ad ostacolo. Avvertire la tensione sulla parte posteriore dell'arto teso avanti e sull'articolazione coxo-femorale. Stazione in ginocchio, piedi in estensione plantare, mani che toccano i talloni. Spingere avanti alto le anche. Avvertire la tensione su tutta la parte posteriore del busto e sui quadricipiti femorali e psossiliaci. Fronte alla parete, posizionare il piede a martello, mantenere il ginocchio teso e spingere il tallone verso il basso. Corsa calciata avanti e dietro a ritmo blando, mantenendo le ginocchia basse. Corsa a ritroso e poi sprint di 4-5 metri. Aumentando l'intensità, skip a ginocchia alte e dopo scatto di alcuni metri. Le braccia devono assecondare i movimenti del corpo. Corsa calciata con arti inferiori tesi in avanti e dopo allungo di alcuni metri. Andatura in avanti, contorsione del busto a destra e a sinistra.
scivolamento laterale a destra e a sinistra e poi scatto di alcuni metri. Flessione laterale del capo. Avvicinare il capo alla spalla, la mano corrispondente al lato della flessione va in presa palmare sulla zona temporale. Avvicinare il capo alla spalla, avvertire la tensione nella zona laterale del collo. In stazione eretta, busto flesso in avanti, portare un arto inferiore teso in avanti con il piede in flessione dorsale e l'altro arto semipiegato dietro. Avvertire la tensione lungo la fascia posteriore dell'arto teso in avanti. Portandosi in punta di piedi, portare ambedue gli arti superiori in alto dietro. L'esercizio può essere svolto anche in forma alternata. A coppie, uno di fronte all'altro, tirare il piede al gluteo corrispondente all'arto piegato. Arti inferiori divaricati a piedi paralleli, piegamento sulle ginocchia, mantenendo le ginocchia aperte ed il busto eretto. A gambe divaricate, contropiegate a destra e a sinistra. Per mobilizzare l'articolazione delle caviglie, piegamenti degli arti inferiori mantenendo i talloni a terra. Skip con ginocchia alte, spostamento laterale a destra e a sinistra e breve a lungo. Per gli assistenti, scivolamento laterale a destra e a sinistra, con breve allungo finale. Per l'arbitro, in progressione, andatura in avanti e cambio di direzione finale. Andature sui talloni, camminare sulla parte interna ed esterna del piede. Circonduzione alternata dei piedi. Andatura sugli avampiedi con arti superiori estesi il più possibile in alto. In stazione eretta, arti inferiori uniti, sbilanciamento in avanti e sprint sui 5-10 metri. Corsa saltellata e balzata, con spinta massima dei piedi. Corsa avanti, in movimento mezzo giro a destra e a sinistra eseguiti in modo rapido. Corsa naturale all'indietro e corsa a ritroso, al via, scattare in avanti per 10-20 metri. Per recuperare le energie ed eliminare le tossine accumulate nel primo tempo, portare con le gambe piegate i talloni in appoggio su un supporto. Esercizio di defaticamento. Decupito supino, flettere un arto inferiore al petto con l'aiuto delle mani. Avvertire la tensione nella parte posteriore della coscia, al gluteo e al tratto lombosacrale. Un altro importante esercizio di defaticamento può essere quello di portare entrambe le ginocchia al petto. Dorso alla parete, tirare il ginocchio al petto. Sempre per recuperare le energie tra il primo e il secondo tempo e abbassare quindi la temperatura corporea,
portare entrambi i polsi sotto l'acqua corrente fresca. Abituatevi, sia prima della gara che durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, di assumere discreti quantitativi di liquidi, come acqua o tè zuccherato. Nel riscaldamento pre-gara, l'arbitro potrà comportarsi come qualsiasi altro atleta, tenendo presente che gli occhi degli spettatori, dei calciatori e dei tecnici sono puntati costantemente su di lui.